Una sorta di spedizione punitiva, quella perpetrata da 5 giovani sabato scorso ai danni della discoteca Custom Club di via Zamenhof, considerati responsabili di aver colpito ripetutamente con sassi e con spranghe le vetrate del locale, mandandole in frantumi e provocando panico e preoccupazione tra i presenti e allo stesso gestore. Lui stesso a dare l'allarme alle prime ore del mattino, l'intervento tempestivo dei carabinieri che hanno bloccato i 5 giovani mentre cercavano di fuggire. L'esito dei successivi accertamenti ha permesso di ricostruire l'intera vicenda e di denunciare a piede libero all'autorità giudiziaria i 5 individui. Per loro il questore di Vicenza, in virtù della gravità della vicenda, ha disposto 5 fogli di via. Si tratta di 2 veneziani di 20 anni, 2 padovani, uno di 24 e uno di 19 anni, e un tunisino di 20 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, gravati da precedenti penali, per i quali scatta anche l'obbligo di rientrare nel comune di residenza ed il divieto di fare ingresso nel comune di Vicenza per i prossimi 3 anni.